capogruppi che momentaneamente hanno sospeso, non so se il capogruppo Polin ha qualcosa. Intanto buonasera Presidente, scusate per il ritardo, ma gli impegni precedenti inderogabili non mi hanno consentito di arrivare fino a questa sera. Non so se il capogruppo Teso aveva finito il proprio intervento, se nulla aveva da aggiungere, altrimenti le restituisco previo passaggio per il Presidente la parola. Capogruppo Teso. Un attimo mi riservo, perché volevo lasciare la parola un attimo anche al consigliere, che dopo comunque ne darà il Presidente, non voglio prendere il suo posto. Grazie capogruppo Teso. Capogruppo Polin, lei ha facoltà. Grazie Presidente. Sì, in effetti mi compiaccio che sia stato inserito nell'ordine del giorno questa sera il punto relativo alle commissioni consigliari e alla nuova composizione, laddove poi vi sia anche la prospettiva che il numero dei componenti venga aumentato, così come del resto da noi fin dall'inizio auspicato, ma proprio perché l'avevamo auspicato, addirittura con un ordine del giorno che avevamo prodotto al 15 di aprile in sede di Consiglio Comunale, noi auspicavamo che poi l'argomento fosse trattato in un contesto più ampio di revisione degli strumenti sia dello statuto che del regolamento e quindi riteniamo che questa sia una delibera che ci accendiamo a votare senz'altro ben vista, ma di per sé non sufficiente a dare riscontro a quello che era l'ordine del giorno, che peraltro può essere anche trattato in un punto successivo. Riallacciandomi però alla questione che aveva sollevato il capogruppo Teso, io devo del pari sottolineare come in effetti l'aumento dei componenti delle commissioni consigliari di per sé lasci inespresso, salvo vostra poi prossima chiarificazione sul punto, quale sarà il ruolo di questi tre gruppi che compongono attualmente la maggioranza, perché se è vero che poi dovrà esserci una rappresentanza proporzionale, è anche vero che questa nuova maggioranza dovrà considerarsi unica rappresentanza e quindi attendiamo di conoscere le determinazioni sul punto. Per quanto ci riguarda non ne facciamo una questione di gettone, anzi finora dichiariamo la nostra disponibilità a rinunciare al gettone proprio per non gravare sui bilanci comunali e anzi proprio per dare la dimostrazione, come fin dall'origine dichiarato, che la nostra è una battaglia di rappresentanza, di democrazia, di trasparenza e anche per questo riteniamo che sia opportuno approfondire la questione introducendo quegli ulteriori correttivi in sede di statuto piuttosto che di regolamento per consentire ai commissari di essere non solo mera presenza ma essere fattiva, artefice compagine della formazione degli atti amministrativi. Oggi come oggi purtroppo ciò non avviene. Grazie consigliere Molini. Consigliere Tolò, prego. Sì, io volevo rilevare un problema al di là dei 5 che visto che le commissioni comunque già funzionano un po' male, già 3, non so, su 5, ma non è questa la questione. Siccome noi per il bene della nostra città è chiaro che siamo in minoranza, dobbiamo tutelare i nostri consiglieri e i nostri interessi, è pacifico che due dei nostri componenti praticamente così sono orientamento da parte della maggioranza, due dei nostri componenti non siederanno nelle commissioni consigliari, oppure tutti siederanno nelle commissioni consigliari perché noi abbiamo i numeri per eleggere i due componenti della minoranza. Ci dispiace che un gruppo venga penalizzato, ma siccome qua ognuno fa i propri interessi e tutela i propri rappresentanti, ci troviamo di fronte anche a questa
possibilità. La proposta, e credo di aver capito bene, del capogruppo Marchesani è quella di dire esprimo io 3 nominativi, lo esprime uno il capogruppo Borini, lo esprime uno il capogruppo Peso, ma io mi sento all'interno e andiamo a votare con alzata di mano e siamo tutti contenti, ma io ritengo all'interno del mio gruppo, del nostro gruppo, ci siano 2 persone che non hanno nessuna opportunità di essere persona attiva a partecipare nelle commissioni consigliari. C'è la rappresentanza di maggioranza che probabilmente dovrà mettere lo stesso componente in più commissioni e qua ci dobbiamo anche sostanzialmente confrontare. Poi nel dibattito dei gruppo era già stato segnalato i nomi, ma questo non mi sembra, dovremo vedere anche questa questione, che se il nostro gruppo fa 2 nomi, ci sono i voti Prego, capogruppo Marchesani. Mi sono rifatto a questa proposta proprio perché è emersa dai capigruppo, quindi non sono emersi i nomi, ma era emersa questa esigenza. Io appunto per dare anche la visibilità ai vari gruppi di essere presenti, insomma, quindi io le vostre determinazioni, altrimenti non so cosa sono. se si dovesse manifestare così, sì. Allora, sosteniamo, facciamo adesso sosteniamo il consiglio, si riuniscono i capigruppo, vediamo di risolvere la cosa. Prego, io credo che questo consiglio comunale non risolve la questione se non la risolviamo noi della minoranza, quindi qua ci troviamo costretti a risolvere la vostra scelta di portare a 5 i rappresentanti con una votazione unica, dovrà dire che possiamo chiudere benissimo, condivido la sospensione, ma il gioco della risoluzione della questione è fra i componenti della minoranza e voi non avete tenuto conto di questa. Guardi consigliere, anch'io ero presente alla riunione e l'accordo era stato preso. Adesso è successo questo, vediamo di risolvere. Presidente, scusi solo. Prego, consigliere. Sì, conferenza capigruppo, non è che si prendano accordi, si valuta gli argomenti, sono state fatte le domande, ma nessun accordo, perché la domanda e mi collego più che altro un attimo, l'avevo chiesta, mi sembra c'era il consigliere Favaro all'epoca, sì, era la proposta che arrivava dal gruppo rappresentato dal capogruppo Borini, che ha chiesto più volte e anche negli anni precedenti che il numero dei membri della commissione potesse aumentare, ma se vado a memoria il capogruppo Borini aveva fatto, e questo io l'ho anche detto in conferenza capigruppo, non in commissione, in conferenza capigruppo, che a memoria il capogruppo Borini sembra che avesse anche fatto del cambiamento per la consegna dei documenti e quant'altro. Allora io ho anche chiesto, questa è una vostra proposta o è la proposta del gruppo rappresentato dal capogruppo Borini? Questo, e però non mi è stata data più di tanto una risposta, perché il punto poi successivo che andremo a discutere nei vari punti si andrà a parlare di quegli emendamenti che il capogruppo ha presentato il precedente consiglio comunale con delle richieste ben precise. Allora io dico anche a questo punto possiamo votare sì, per carità ci mettiamo d'accordo con il capigruppo, e poi
quell'emendamento che è stato presentato, che è funzionale secondo me anche alla nomina dei 5 membri delle nuove delle commissioni che verranno rifatte. Grazie Assessore, a questo punto interrompiamo, diamo il Consiglio e riuniamo una capigruppo per vedere di risolvere la cosa insomma.
stato anni dopo che è successo il Cristiano Ronaldo, questo quarto di 10 anni non vediamo fatto tanto il quarto,
celiaco di vita, però io devo fare che sono quasi stronzi, non veramente io l'ho salvato, no, un momento. Però io per verificare l'attività della delibera ho bisogno di recepire i nomi dei disegnati di tre capogruppi. Quindi consigliere capogruppo Marchesani. Ora, per la Commissione 1, per la attività produttiva, qui proponiamo Marchesani, Busso e Commisso. Non facciamo? No, Avanti anche con le altre. Per la Commissione 2, lavori pubblici, territori, eccetera, e Minoia, Commisso e Marchesani. Per la Commissione 3, Turismo, Sport, Servizi Sociali, Zanon, Giro e Minoia. Prego, capogruppo Teso, grazie. Devo fare i nomi, giusto Presidente, dopo però vorrei fare una richiesta. Comunque, per la prima commissione Dorigo Matteo. Seconda commissione Antelmo Luca. Terza Fabrizio Tonò. Grazie capogruppo Teso. Prego capogruppo Bonini. Grazie Presidente. Il nominativo nostro per tutte e tre le commissioni è quello del dottor Marco Favaro. Vorrei però, visto che ho la parola, se mi è consentito, chiedere di votare una proposta di emendamento alla delibera che ci accingiamo a votare. Nel senso di introdurre nel corpo della delibera, visto che poi tra l'altro è agli atti ed è oggetto dell'ordine del giorno in materia di proposta di modifica allo statuto e al regolamento del Consiglio Comunale, al regolamento per la consultazione dei cittadini e al referendum, che verrà trattato successivamente al punto 13, il pezzo diciamo di ordine del giorno da deliberi ha compreso l'articolo 28 Commissione Consigliare Comuni. In sostanza si chiede di poter inserire nel corpo di questa delibera le modifiche proposte al regolamento del Consiglio Comunale e allo Statuto Comunale, così come indicate nel testo dell'ordine del giorno di cui al successivo punto 13. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Sì. Grazie Presidente. Di questo avevamo parlato anche adesso nella sospensione di capogruppo e lo trovavo corretto quello che ha proposto in questo momento il capogruppo Borin. Era la stessa cosa che comunque avevamo chiesto anche in conferenza di capigruppo. Io tendo però a precisare, Presidente, mi scusi, quello che abbiamo dovuto fare noi come gruppo, perché alla fine la questione, e lo dicevo anche al capogruppo Marchesani, l'abbiamo dovuta risolvere noi, perché essendo noi in numero comunque maggioritario rispetto ai due consiglieri del gruppo rappresentato dal capogruppo Borin, proprio per quello che si è parlato fino adesso del principio di democrazia, non essere nemmeno rappresentati all'interno delle commissioni. Quindi magari queste cose potevamo, invito formalmente il capogruppo Marchesani anche per la prossima volta, se succede, magari
quando parliamo di rappresentatività, io le ho fatto tutti i miei meriti per quanto lei ha fatto in questa proposta, magari di capire che i gruppi sono diversi, perché io comunque vedo 2 consiglieri non saranno presenti nelle commissioni. Di questo mi dispiace, però visto il principio che si è parlato di democrazia, abbiamo trovato l'accordo, le minoranze in questo momento hanno trovato l'accordo e risolto una questione molto importante, perché altrimenti dovevamo rinviare la delibera, perché era stato proposto anche semmai dal capogruppo Borini di poter fare 2 a voi, 2 a noi e 1 a loro. Questa è una proposta valida che magari poteva essere trattata anche in sede di conferenza oppure nella commissione. Grazie. Mettiamo i voti l'emendamento proposto da capogruppo Borini. Allora, voti favorevoli 6, 8 manca esatto, scusa. Quindi anche il coordinatore. Sì, allora ripetiamo, allora voti favorevoli 7, voti contrari 9, astenuti 1. Regolamento descritto. Prego, la facoltà capogruppo Marchesano. La lettura della delibera che diamo appunto la quale chiediamo l'approvazione. Oggetto commissioni consigliari, nuova composizione. Consiglio comunale, premesso l'articolo 28,6 del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criteri proporzionali. L'articolo 28 dello statuto vigente, il quale prevede che il Consiglio comunale si articola in commissioni consigliari permanenti a rappresentanza proporzionale elette con voto uninominale, tenendo conto nel complesso delle commissioni del diritto di rappresentanza di tutti i gruppi. L'articolo 7 del vigente regolamento del Consiglio comunale stabilisce che il Consiglio comunale provvede alla costituzione al suo interno con voto palese tutta la sua durata in carica delle commissioni consigliari permanenti, stabilendone il numero di componenti in modo che siano rappresentati con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi regolarmente costituiti. Proprio la deliberazione numero 43 del 21/6/2012 sono state costituite e nominate le commissioni. Sono state costituite e nominate le commissioni consigliari permanenti a seguito del rinnovo dell'amministrazione venuto con le consultazioni del 6-7 maggio 2012, proprio deliberazione numero 99 del 23/12/2013 sono state approvate le linee programmatiche di mandato nelle quali è previsto espressamente l'aumento del numero di membri delle commissioni portandoli a 5, rende pertanto necessario procedere alla conferma del numero delle commissioni consigliari, alla definizione del numero di componenti di ciascuna commissione e la nomina dei componenti di ciascuna commissione. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di revocare la propria deliberazione numero 43 del 21/6/2012, di costituire come di seguito le commissioni consigliari permanenti previste dall'articolo 7 del regolamento del Consiglio Comunale, ciascuna composta da 5 membri, di cui 2 riservati alla minoranza.
Prima commissione, pesca e attività produttive. Seconda commissione, lavori pubblici, territorio e ambiente, urbanistica. Terza commissione, turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze, affari generali. Con i seguenti componenti. Missione 1, Marchesan, Busso, Misso, Dorigo, Favaro. Missione 2, Marchesan, Misso, Minoia, Antelmo e Favaro. Missione 3, Zanon, Giro, Minoia, Non e Favaro. Ecco, sì, io. Vediamo se ci sono degli interventi, prego, No, ho un quesito che non voglio risposta. Vorrei capire dove sta la proporzionalità nella delibera. Visto che non c'è risposta, mettiamo i voti. Voti favorevoli. Qui è unanimità. Bene. Prego, capogruppo Teso. Presidente, scusi, ha nominato gli scrutatori, però ne manca uno. Non importa, si fa una nomina o non? Faremo la Costituzione, non è un problema. Non è necessario, Ok, mettiamo sesto punto il sesto punto all'ordine del giorno, nomina consigliere di minoranza in seno all'AMA. Chiede la parola sulla commissione. Per assegnare le vie di gestione del consigliere di minoranza in seno all'AMA. Grazie. Grazie Assessore. Relaziona l'assessore Giro. Presidente, buonasera a tutti. Deliberazione propria numero 25 del 28 maggio 92 è stato approvato il nuovo regolamento della banda musicale cittadina. L'articolo 7 di detto regolamento stabilisce che per rappresentanza del Consiglio Comunale fanno parte del Consiglio Direttivo dell'AMAP con diritto di voto un consigliere della minoranza e di diritto l'assessore della pubblica istruzione. Chiamata la propria deliberazione numero 47 del 21/6/2012, con la quale è stato nominato il rappresentante del Comune in seno al Consiglio Direttivo di detta associazione nella persona del consigliere Giovanni Clemente Commisso. Preso atto delle dimissioni del consigliere Giovanni Clemente Commisso, presentate nell'odierna seduta consigliare, visto il parere formulato dal dirigente del settore affari generali ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 167 del 2000, l'articolo 3 del regolamento dei controlli interni, visto il parere formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49.3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, udite le proposte formulate dai capogruppo di minoranza, e qui si invita le minoranze a proporre le proprie candidature. Ecco, allora invito la minoranza a indicare, di fare intervento, benissimo capogruppo. Grazie Presidente. Senz'altro uno dei pochi punti nei quali l'opposizione ha la possibilità di dire la sua e di incidere è questo. E quindi con grande gioia l'opposizione si accinge a manifestare il proprio voto determinante
e soprattutto l'indicazione di quello che sarà il consigliere, perché è di esclusiva competenza dell'opposizione, senz'altro eletto. Ora, siccome noi siamo così democratici da non ritenerci depositari della volontà e della scelta necessaria di questo gruppo, e quindi non riteniamo che sia necessario scegliere la persona del candidato a ricoprire l'incarico esclusivamente per i componenti di questo gruppo di opposizione, non abbiamo nessun problema a individuare un ipotetico candidato nel consigliere di opposizione, perché così è tale oggi, ex assessore di competenza, consigliere Luca Antelmo, che se non ha nulla in contrario fin d'ora sappia riceverà il nostro voto favorevole. Prego, capogruppo Teso. Noi come gruppo naturalmente faremo la nomina anche noi del consigliere Antelmo, proprio perché nel suo ruolo che ha rivestito per tanti anni l'ha fatto in modo dignitoso e soprattutto merita di questa nomina. Ringrazio il capogruppo Dorin per il vostro atto di democrazia che avete comunque dimostrato in questo momento, e grazie anche per, credo che poi lo farà lui, i complimenti di questa nomina. Grazie. Prego gli scrutatori Tondone e Russo. Allora, viene eletto come consigliere di minoranza in seno all'ANAP il consigliere Antelmo Luca con 9 voti. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità. Favorevoli? Allora, settimo punto all'ordine del giorno, protocollo d'intesa tra il Comune e la Provincia per la gestione degli interventi sociali nei confronti dei minori riconosciuti da un solo genitore. Relazione alla sessione giro. Grazie Presidente. Premesso che la legge regionale numero 11 del 13/4/2001, con riferimento alle funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo numero 112 del 1998,
Articolo 4. Servizi alla persona e alla comunità. Sezione 2. Servizi sociali e integrazione sociosanitaria. Stabilisce all'articolo 130 le funzioni attribuite ai comuni e all'articolo 131 quelle attribuite alle province. Ai sensi dell'articolo 34, interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131 e modifica dell'articolo 130 della legge regionale 13 aprile 2001, numero 11 della legge regionale numero 2 del 17/1/2002, l'espressione del citato comma 1 dell'articolo 131 deve essere interpretato nel senso che alle province attribuita la competenza di interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. Risulta costantemente affermata dalle disposizioni vigenti in materia la necessità che gli interventi di servizi sociali facciano riferimento in modo unitario ai bisogni della persona e della famiglia, ormai da molti anni unanimemente condiviso a livello tecnico e come risulta peraltro da specifiche disposizioni normative a partire dal DPR 616 del 1977, dal decreto legislativo 112 del 98, dalla legge regionale 55 del 1982, fino alla recente legge quadro sui servizi alla persona numero 328 del 2000. Provincia di Venezia, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di interventi sociali rivolti ai minori riconosciuti dalla sola madre, di perseguire il superamento della settorializzazione degli interventi, da alcuni anni ha proposto ai comuni la sottoscrizione di una convenzione da affidare ai comuni l'esercizio di tali servizi, destinando all'uopo un apposito fondo di bilancio. Con deliberazione numero 18 del 25/2/2014, la Giunta provinciale ha stabilito gli indirizzi, per tutto il 2014, degli interventi sociali verso i minori riconosciuti da un solo genitore. Visto il DDL del 20 agosto 2013, convertito nella legge numero 31 del 7 aprile 2014, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, visto l'articolo 7 del protocollo di intesa da stipularsi tra il Comune di Cavour e la provincia di Venezia, dove si chiarisce che lo stesso è risolto di diritto anche prima della scadenza naturale, senza necessità di preventiva comunicazione nel caso in cui, per sopravvenute disposizioni legislative, statali o regionali, la funzione riferita agli interventi a favore di minori riconosciuti da un solo genitore venga trasferita all'altro ente. Vista la nota della provincia di Venezia del 24/3/2014 l'oggetto interventi sociali verso i minori riconosciuti dalla sola madre, proposta di adesione al protocollo di intesa per il periodo 1/1/2014-31/12/2014, vista l'allegata bozza del protocollo di intesa da stipularsi con la provincia di Venezia. Delibera di approvare il testo del protocollo di intesa allegato alla presente che ne costituisce parte integrante. 2. Di incaricare il dirigente competente al suo sostituto alla stipula del suddetto protocollo di intesa con la provincia di Venezia di interventi resi a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore. Di dare atto che la provincia di Venezia finanzierà il comune di Cavour gli interventi previsti dal protocollo di intesa a sostegno delle famiglie monogenitoriali particolarmente vulnerabili sotto il profilo sociale. 4. Dare atto che eventuali interventi, si rendessero necessari, troveranno finanziamento al capitolo 1876 del bilancio di previsione 2014. Grazie Assessore Gino. Se ci sono degli interventi, prego consigliere Antelmo. Grazie Presidente. La cosa che ci veniva da dire come gruppo era che questo protocollo lo riteniamo molto significativo, abbiamo sempre votato in passato perché come ex assessore ritengo sia stato utile allo scopo che è quello di salvaguardare innanzitutto la cittadinanza e soprattutto quelli più la cittadinanza che vive in una situazione un po' più di fragilità, quindi le famiglie diciamo monogenitoriali. Ho una curiosità da chiedere all'assessore, non ho ben capito nella lettura della sua